Oh! Sì, non è finita. Oh, quanto tempo hai di licenza? 4 mesi. Io caro. Sì, sì. Perché so che era sempre a cavallo. Prima benzina del 2023. Dai piccolina, bevi che stiamo a fare un bel passeggiata. Ciuccia. E voilà. Bella. Eh? Ma c'è come qua qui invernali? MS. Ah, gli stati inverno. No, termiche invernali, le ho comprate a gennaio, sono adesso. Bello. Che bello che deve piovere proprio adesso. Piano che è bagnato. Allora, quelle cose lì non mi piacciono. Bene raga, dopo 4 fottuti mesi di attesa, finalmente torno sulla zettina. Che indovinate un po'? Non è ancora pronta, mancano gli ultimi dettagli e soprattutto bisogna fargli anche una mappa dedicata. C'è il davanti che traballa leggermente. Sì, quest'oggi bello avere il caramba dietro, grazie. Quest'oggi la usiamo giusto per, come si può dire, capirla da linea regolata, capirla ciclistica, anche per rodare un po' il motore, rodare le gomme, è che praticamente tutto quanto nuovo. Avevano detto che con queste gomme nuove era come star sulle uova. Adesso vediamo un attimo. Tutto a posto. Sicuramente voi avete già visto il video presentazione, dove sicuramente questi qua non ci saranno più. Avremo dei spicchietti appunto bassi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Secondo me è davvero un gioiellino. Poi con le alette, che bella. Non vedo l'ora di mettergli a posto la mappa, che è un po' strana guidarla così. Comunque cazzo quanto mi mancava, troppo bello. Solo chi va in moto può capire questa sensazione, a parte che ho l'ansia di sdraiarla. Bestia ancora. Dio buono. E pensare che non è ancora mappata, Dio caro. Questo frena, perché freni? Ma io che cazzo ne so? Piano, come nuove. Tutto nuovo qua. Tutto a posto? Farà un po' fatica a mettere l'accendersi. Va bene, grazie. Poverina. Comunque tanto per cambiare, quando si dà il giorno di fine giustamente piove. Deve piovere domani, ieri, no, oggi. Sono già in sesta, che cazzo metto sulle marce. Pian, mi sono cagato sotto. Voi non avete sentito l'anteriore che movimento che ha fatto. Mica mi già i coglioni. Bellissima. Grazie. Stavo guardando. Ma queste sono tamari. Le alette. Minchia guardi. Che minchia guardi. Le luci. I sassi. Ola. Da Treviso andiamo verso Eraclea un'altra volta. Il problema è che stavolta abbiamo la moto con praticamente tanti cavalli. Abbiamo appena fatto praticamente la mappa qua. Adesso dobbiamo andare a Eraclea a caricare la mappa sulla centralina, quella aggiuntiva. Questo qua vediamo di risolverlo al più breve possibile.